partiamo dai titoli. Il commissario Cotticelli firma il decreto che scongiura l'emergenza farmaci salvavita in Calabria. L'ordine effettuato dagli ospedali resta valido. I militari del NAS di Lamezia Terme hanno scoperto un traffico di farmaci rubati e rivenduti al mercato nero. 3 persone arrestate, sequestrata anche una farmacia. La comunità di Cariglio è sconvolta per la tragedia che si è consumata nel piccolo centro frazione di Fuscaldo. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica della lite mortale. 3 attività sospese e multe per 20.000 euro, il risultato di un'intensa attività di controllo dei carabinieri dei NAS nel Vibonese. Torna il tradizionale appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte, sarà dedicato alla memoria di Andrea Camilleri. Fine settimana caldo per il calciomercato delle Calabresi, il Cosenza centra 2 colpi, il Crotone piazza Petris, il Catanzaro cede Panbianchi e la Regina si assicura lo Iacono dal Foggia. Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di sanità perché il commissario Cotticelli ha firmato il decreto che scongiura proprio l'emergenza di farmaci salvavita nella nostra regione. L'ordine è stato effettuato dagli ospedali e resta dunque valido. Pericolo scampato, garantiti i farmaci in Calabria. Il commissario Cotticelli ha adottato un decreto e disposto una sorta di proroga ripristino di alcune gare già esperite dalla stazione unica appaltante regionale, ma rimaste inattuate per effetto dell'entrata in vigore del decreto Calabria, provvedimento che di fatto ha creato delle difficoltà, una vera e propria impasse nelle strutture sanitarie calabresi. Mercoledì scorso era stato il governatore Mario Oliverio a lanciare l'allarme e convocare nel Palazzo della Regione una riunione urgente a cui hanno preso parte il commissario alla sanità e i prefetti calabresi. Nel corso dell'incontro, secondo quanto riferito dallo stesso presidente, erano state prospettate alcune misure per evitare quella che sarebbe stata nella nostra regione un'emergenza senza precedenti. La soluzione al problema sarebbe il decreto 110 e riguarda farmaci e vaccini nonché dispositivi medici limitatamente alle procedure afferenti la fornitura domiciliare di ausili per incontinenti e la fornitura di dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta. Il provvedimento infine stabilisce di procedere in relazione alle gare già sottoscritte, problema affrontato e risposte trovate almeno fino alla prossima precarietà. Intanto la Calabria aspetta le annunciate assunzioni e una sanità efficiente. Apriamo adesso con la cronaca perché c'è un traffico di farmaci rubati. I militari del NAS di Lamezia Terme hanno scoperto proprio questo traffico di farmaci rubati e rivenduti al mercato nero. 3 persone sono state arrestate, è stata sequestrata anche una farmacia. Viagra e sostanze dopanti, trafugate dai depositi farmaceutici da magazzinieri con la connivenza di farmacisti e la complicità di corrieri che omettevano la consegna dei medicinali più richiesti alle farmacie ed eseguivano ordini fittizi. Un meccanismo rodato che permetteva, attraverso una solida rete di spaccio, di vendere clandestinamente la refurtiva. I NAS di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza cautelare con cui è stata applicata la misura cautelare domiciliari per 3 persone, tutte originarie dell'Ametino, accusate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di farmaci. Si tratta di Luigi Strangis, ritenuto il capo dell'organizzazione, Giovanni Butera e Antonio Bonsignore. Sequestrata inoltre la farmacia Palmieri di Maida. L'operazione Blue Express ha portato al deferimento di altre 10 persone a diverse perquisizioni in farmacie, depositi e palestre delle province di Catanzaro e Reggio Calabria. È stato dato un segnale forte e preciso e soprattutto è stato interrotto un pericolosissimo commercio abusivo di farmaci che avrebbe potuto procurare guasti non indifferenti. Tutto è partito dalla denuncia di un'azienda farmaceutica che aveva rilevato alcune anomalie tra quanto fornito, quanto fatturato e quanto percepito. Ho sentito il titolare dell'esercizio farmaceutico interessato a questi acquisti, si è rilevato che parte della merce, pur risultando fatturata, non arrivava a destinazione. Le indagini condotte
condotte prevalentemente per mezzo di intercettazioni ambientali e telefoniche e di servizi per edinamento, hanno portato al sequestro di 10.000 confezioni di farmaci, provento di furto e custodite senza alcuna precauzione in locali non idonei e a temperatura non controllata, circostanza che costituiva un potenziale pericolo per gli utilizzatori finali dei farmaci. L'acquirente, che comunque comprando in maniera smodata questi farmaci per la disfunzione erettile e ad uso dopante, senza un controllo medico ma senza nemmeno il controllo del farmacista a posteriori, può avere dei danni seri alla salute. I sequestri che abbiamo più o meno fatto ammontano a 100.000 euro. Solo stamattina abbiamo sequestrato circa 1.000 confezioni di farmaci che erano a casa di un indagato e non dovevano ovviamente stare lì, quindi sicuramente faremo degli accertamenti, ma erano state trafugate da qualche parte. Il valore della farmacia, come sapete, la farmacia hanno dei valori altissimi, anche perché i farmaci hanno dei valori altissimi, quindi circa 4 milioni di euro. E il giro mensile comunque si attestava su diverse decine di migliaia di euro. E torniamo invece adesso sull'omicidio avvenuto proprio nella mattinata di ieri in contrada nella frazione Cariglio di Fuscaldo, perché c'è una svolta nelle indagini. È arrivato proprio nella serata il comunicato da parte dei carabinieri di Fuscaldo, che hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso proprio dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Paola nei confronti di Geppino Ramunno, un pensionato 66enne abitante nella frazione appunto Cariglio di Fuscaldo, sul cui conto sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine proprio all'omicidio di Giuseppe Ramundo, il 52enne abitante sempre nella stessa località. Quest'ultimo intorno alle 8:30 di ieri era uscito di casa, è stato colpito da 3 colpi appunto di arma da fuoco al ciglio di una strada comunale a qualche decina di metri proprio dalla propria abitazione. L'uomo, a seguito della notifica del provvedimento di fermo, è stato associato presso la casa circondariale di Paola. Ma ricostruiamo le fasi di questo efferato omicidio nel servizio di Gianluca Pasqua. Lo scenario era già abbastanza chiaro ieri: la morte di Giuseppe Ramundo, il promotore finanziario di Fuscaldo, è da considerarsi l'ennesimo delitto commesso per futili motivi, ragioni banali se viste dall'esterno, che diventano di vitale importanza per i protagonisti delle vicende, portandoli a commettere episodi di inaudita violenza che sfociano quasi sempre nel sangue. In contrada Cariglio tutti sapevano che Geppino e Giuseppe, pur portando lo stesso cognome, erano lontani anni luce, divisi da un confine, da una servitù d'acqua contesa e da caratteri agli antipodi. La vittima viene descritta come una persona mansueta, dedita al suo lavoro e appassionato di agricoltura. Il suo cruccio erano i familiari, una sorella non vedente deceduta qualche tempo fa e il fratello, anch'egli portatore di handicap, da accudire e assistere. L'altro, un bidello in pensione, lo dicono in tanti nella contrada, è la classica testa calda, irascibile, litigioso. A microfoni spenti, più di un vicino ha detto di non aver mai avuto un buon rapporto con lui. Particolari che servono a poco adesso che l'irreparabile è già avvenuto. Quello che è successo sulla stradina che costeggia un vigneto lo potranno ricostruire gli inquirenti, basandosi sì sul racconto del presunto omicida, se e quando deciderà di parlare, che ferito lievemente a una gamba è ancora piantonato in una stanza di ospedale, ma anche sulle immagini riprese dalle telecamere che Giuseppe Ramundo aveva posizionato proprio in seguito ai litigi e al rapporto burrascoso col vicino. Quegli obiettivi, probabilmente, dovevano servire a immortalare eventuali sconfinamenti o dispetti, non di certo la propria fine. Il 53enne di Fuscaldo si era visto dare ragione anche dal tribunale, ma non è bastato. La sentenza definitiva è arrivata ieri alle 8:30 del mattino. 3 colpi d'arma da fuoco, sparati molto probabilmente con la pistola ritrovata a pochi passi dal cadavere. Un altro colpo della stessa arma o di un fantomatico fucile non ancora ritrovato ha sfiorato la gamba del 62enne, fermato dai carabinieri e a disposizione dei magistrati della Procura di Paola, che indagano sulla tragedia che ha sconvolto la gente di Cariglio. E l'abbiamo sentito proprio poco fa che il presunto omicidio è stato arrestato e è stato trasportato nella casa circondariale di Paola. Invece adesso ci spostiamo a Reggio Calabria, dove sono state rinvenute opere d'arte rubate, 5 sono gli arresti.
La Madonna con il bambino, dipinto olio su tela del Settecento di scuola napoletana, era stato rubato nel 2014 in un palazzo nobiliare di Arcevia, in provincia di Ancona. A recuperarlo i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza, che con il supporto dei colleghi di Napoli hanno sgominato un'organizzazione dedita alla ricettazione dei beni di rilevanza storico-artistica trafugati in Italia e rivenduti anche tramite antiquari calabresi compiacenti all'estero. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica della città dello Stretto, è partita nel 2015 dopo alcuni controlli in un negozio d'antiquariato di Reggio Calabria. Nel corso delle indagini al valico di Ventimiglia sono stati recuperate sculture in marmo e bronzo, console, suppellettili antichi in argento, ceramiche e porcellana che venivano trasportati al confine con la Francia per mezzo di furgoni noleggiati dagli appartenenti al sodalizio criminale. Un business redditizio. Il valore delle opere ritrovate è stimato in 1,5 milioni di euro. 5 gli arresti, disposti i domiciliari e 20 indagati, nelle cui abitazioni si è proceduto con le perquisizioni. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di opere d'arte. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, la base del gruppo criminale era a Napoli, con ramificazioni nel bresciano. Destinatari delle misure cautelari sono Mauro Aiello, 48 anni, Luigi Benducci, 38, Pasquale Giuliano, 51, Giuseppe Pedata, 46 e Raffaele Petti, 68. Adesso ci spostiamo nel Vibonese perché sono state svolte tre attività, appunto 3 attività sospese e multe per 20.000 euro, il risultato di una vasta attività di controllo dei carabinieri dei NAS. Sicurezza alimentare, programma anticaporalato, campagna di vigilanza straordinaria ad imprenditoria straniera. Su questi aspetti si è concentrato il Comando Divisione Unità Specializzate Carabinieri, disponendo mirati servizi che nel Vibonese hanno visto i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS svolgere mirati controlli avvalendosi del contributo delle stazioni. E così è stato possibile l'immediata individuazione delle attività commerciali e delle aziende agricole di allevamento irregolari in materia di impiego di lavoratori e carenti dal punto di vista igienico-sanitario. Il bilancio complessivo registra sanzioni amministrative per ammontare di 20.000 euro e 3 attività sospese. Si tratta di un'azienda di allevamento ammaierato, di un negozio di vendita al dettaglio gestito da cinesi a Tropea e di un'azienda agricola a Briatico. L'esordio delle attività promosse dal Comando Divisione Unità Specializzate dei Carabinieri si è concentrato sia sul contrasto quanto sulla prevenzione per la salute pubblica per gli ovvi risvolti in termini di sicurezza. Le attività di controllo sono state anche un'occasione da parte delle stazioni carabinieri per far rispettare i limiti di occupazione del suolo pubblico da parte dei bar e degli esercizi di ristoro in genere, elemento fondamentale per l'ordine e la sicurezza pubblica, specie nel periodo estivo. E infatti l'assicurazione di vie di fuga nelle piazze dei piccoli centri dell'interland vibonese è affollatissima in occasione dei molteplici eventi, quali sagre, concerti, spettacoli teatrali e pirotecnici, che vedono i carabinieri impegnati in prima linea a tutela dell'ordine pubblico in un territorio, il cosiddetta Costa degli Dei, che rappresenta certamente il punto di maggiore afflusso turistico della regione. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 58.000 euro ad un ortopedico di Catanzaro che aveva optato per un regime di esclusività con l'azienda ospedaliera in cui lavora, ma in realtà svolgeva anche attività libero professionale. Il medico è indagato per truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Un incendio di probabile matrice dolosa ha distrutto un furgone che funge da chiosco per la vendita di bevande e panini nella frazione marina di Vibo Valentia. L'episodio si è verificato all'alba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e le volanti della questura che hanno avviato le indagini. Un 31enne di Reggio Calabria è stato arrestato dalla polizia a Villa San Giovanni dopo essere stato trovato in possesso di oltre 2 kg di marijuana. Gli agenti della volante del commissariato hanno notato un'auto che alla vista della polizia accelerava l'andatura. Nascosto nel vano motore è trovato un sacco con la sostanza stupefacente.
Un'intimidazione sta compiuta ai danni di un ristorante a Parghelia nel Vibonese. Il titolare dell'attività da Tonino ha trovato davanti al locale una bottiglia con liquido infiammabile e un proiettile di pistola calibro 9. L'imprenditore si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Avviate le indagini. Un quarantenne, Cosimo Zappino, è scomparso ieri sera a Serra San Bruno. L'allarme è stato dato dai familiari che stamattina hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. La prefettura di Vibo Valentia, in relazione alla sparizione, ha attivato il piano provinciale persone scomparse. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Rende, dove nel pomeriggio si è tenuta nella chiesa di Sant'Antonio la messa in ricordo di Roberta Lanzino a 31 anni dalla sua scomparsa. Era il 26 luglio del 1988 quando Roberta Lanzino perse tragicamente la vita, fu aggredita, stuprata e uccisa a soli 19 anni e oggi, nel 31esimo anniversario della sua morte, come avviene ormai ogni anno, la si ricorda con una messa nella chiesa di Sant'Antonio a Rende. I genitori Matilde e Franco, che nel nome di Roberta hanno realizzato tante iniziative benefiche per l'intera comunità, accogliendo e dando sostegno alle famiglie bisognose, hanno deciso di celebrarla così, con una messa in suo onore, con amici e conoscenti che hanno dato il loro sostegno, confortandoli in questi anni davvero terribili. Oggi Roberta avrebbe compiuto 50 anni, ma come ha dichiarato il papà, Roberta continua a vivere nei cuori di chi l'ha amata e ha avuto la fortuna di conoscerla, e il suo sorriso e la gioia di vivere che esprime in questa foto sono di aiuto e sostegno per tante donne vittime di violenza. Quando succedono questi eventi brutti che sono destabilizzanti, poi sono anche contro natura, perché devono morire prima i genitori e dopo i figli, perché è sempre presente. Roberta vive sempre con noi, in ogni nostra manifestazione, in ogni nostro atto, in ogni nostro movimento. A casa, per esempio, i nipotini conoscono più zia Roberta che zio Luca o zio Giuseppe. Quindi come si fa a dimenticare? Non si dimenticherà mai. Anzi, diciamo che il baratro si allarga sempre più e non si dimentica mai. Ogni anno c'è questo ricordo che non è una celebrazione, ma è un ricordo continuo della vita di Roberta, dell'essere di Roberta, del manifestarsi di Roberta, di trasferire le cose piccole ma importanti, veramente efficaci, efficienti della vita di un giovane come Roberta. E questo era il ricordo del papà di Roberta Lanzino. Cambiamo ancora argomento, è stata presentata la 32esima edizione del Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte, un evento che ormai caratterizza l'estate calabrese. Al via la 32esima edizione del Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte, che quest'anno ha scelto come tema la generazione culturale e sarà dedicato ad Andrea Camilleri, da poco scomparso, il maestro che è riuscito a portare la cultura in tutte le case e tra la gente comune. Generazione culturale la puoi fare soltanto se si è orizzontali e se si consente a tutti di trovare il loro punto di incontro, e quindi ecco perché c'è tutto, c'è la danza, c'è il teatro impegnato, poi abbiamo la musica, quella popolare, abbiamo la musica quella più impegnata di Tiro Mancino, abbiamo il momento di svago con Anna Barbera e con Dario Vergassola. Dobbiamo consentire a tutti di provare delle buone emozioni. La bellezza della cultura è la capacità di rappresentare tutti quanti i generi.
Un festival per tutti e per tutti i gusti dunque, ed un ricco cartellone che fino a metà settembre accompagnerà l'estate dei calabresi. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di coinvolgere tutto il territorio e i comuni limitrofi, soprattutto quelli a Arbrescia, dove si respira la cultura di popoli e terre lontane. Il festival è continuità ed Altomonte è il luogo della Calabria. Il Festival di Altomonte credo che sia il Festival dei calabresi, credo che sia un punto di riferimento a qualsiasi livello, penso che sia anche un'iniziativa a cui da tante parti del territorio, non soltanto regionale, si guardi, per vedere la forza che ha la nostra terra di proporre iniziative valide, iniziative concrete, soprattutto contenuti importanti e in linea con quello che è il pensiero culturale italiano di questo momento, e questo è il nostro sforzo. Adesso parliamo di calcio, in particolare di calciomercato, vediamo il punto nel prossimo servizio. Il bis è servito, il mercato del Cosenza raccoglie i suoi primi frutti di un lavoro sotterraneo durato almeno 2 mesi, abbondanti, regalando a Braille il centrocampista Jeremy Bro e l'attaccante Nicola Spierini, entrambi colpi chiusi in prestito dal Sassuolo, e il mercato non finisce qui. Entro domani verranno messe in cantiere nuove operazioni, senza escludere colpi di scena. Doppia possibile operazione in uscita per il Crotone, per Aniello Viscovo Celfano, mentre per il neoarrivato Petris. Il nuovo Novara spinge dopo averlo apprezzato per tutta la stagione scorsa al Gozzano. Il Catanzaro cede Pambianchi alla Virtus Francavilla, contratto biennale per lui. La Regina mette la freccia per lo Iacono, svincolato dal Foggia, e mette in cassaforte l'accordo con Manuel Sarao Baclé come contropartita alla Virtus Francavilla. Le luci del mercato si accendono tra campo e realtà. E adesso invece vi mostriamo alcune immagini che si riferiscono proprio a un'amichevole andata in scena questo pomeriggio a San Giovanni in Fiore, proprio tra il Cosenza Calcio e la Morrone, l'8° giorno di ritiro a San Giovanni per i Lupi, dopo una mattinata dedicata al risveglio muscolare e alla cura della parte tattica. Nel pomeriggio appunto la prima uscita stagionale che hanno affrontato la formazione della Morrone in un match amichevole sul terreno di gioco proprio, che lo vedete, del Valentino Mazzola. 3-1 il risultato finale in favore dei rossoblù, le reti al 17° di Idda, al 10° del secondo tempo sul rigore di Bruccini, poi al 20° ha accorciato le distanze Ferraro sul rigore per la Morrone, al 38° invece del secondo tempo è andato in gol Varone, quindi una partita che è finita sul 3-1. Adesso vi mostriamo una clip particolare perché mentre il Cosenza è all'8° giorno di ritiro, a Gizzeria sia al 2° giorno di gare, una clip dedicata proprio al kite foil di Gizzeria. Guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te, in montagna, al mare, in una laguna. Se ti trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai. Adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto, e tu sai dov'è, dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida. Non contare anche il traffico che c'è. Dimmi dove e quando. Da stasera non arrivo in ritardo. Senza tante parole manda la posizione. Oh, 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 dimmi dove e quando. Bellissime queste immagini di Gizzeria, adesso invece vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Continuerà anche nei prossimi 2 giorni la fase di tempo caldo e stabile sulla nostra regione. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani ancora sereno su tutta la regione, clima caldo con valori massimi anche superiori ai 35 gradi. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari calmo il Tirreno con venti deboli,
Lo Ioni invece nel corso della giornata tenderà ad aumentare il suo moto ondoso, divenendo poco mosso a tratti mosso con ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.